Trevignano, gruppo di nomadi pesta gli organizzatori dopo l'invito ad andarsene per gli eccessi alcolici e la pretesa di non pagare. Parla uno degli aggrediti. In 10 contro 4 abbiamo passato la notte al pronto soccorso. Assolta per vizio totale di mente la 55enne di Noale che lo scorso anno massacrò a coltellate la coinquilina in una struttura protetta di Marostica, convinta che fosse una nemica. Nei pressi di Meolo il gesto estremo di un ragazzo di 18 anni che si è gettato sui binari, traffico ferroviario in tilt, pesanti ritardi sulla linea Venezia-Trieste. Un algerino senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri mentre girovagava per Noventa di Piave a un controllo e è risultato destinatario di 2 ordini di carcerazione. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione per garantire a chi ne facesse richiesta un fine vita libero da condizionamenti politici e ideologici. Superjet di Tessera, sulla vicenda la politica faccia uno sforzo affinché intervenga con il Comitato di Sicurezza Finanziaria per approvare il passaggio a un fondo arabo. È l'appello lanciato dalla FIMCISL Venezia. Avviata la campagna di sensibilizzazione sul contenimento della proliferazione delle zanzare con la conseguente distribuzione degli antilarvali, importante la collaborazione di tutti. Buonasera, eccoci in diretta, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di iniziare con i servizi vi ricordo quello che è il sondaggio di questa sera, il cui esito come sempre sveleremo nel corso di Ring, la prima serata di Antenna 3 dedicata alla politica e in questo periodo alle elezioni comunali di Treviso. Avete già deciso per chi votare? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690 e come detto l'opinione che esprimerete la vedremo poi nel corso di Ring questa sera dalle 21:15. Trivignano sotto shock dunque dopo il pestaggio, lo avete sentito, di cui sono rimasti vittime 4 organizzatori dell'antica sagra di San Marco e San Pietro. Dopo un diverbio con un gruppo nomade, tutti gli aggrediti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. Questa è una cosa programmata, perché si erano messi in scaletta per prenderci a pugni, uno davanti e l'altro dietro colpiva, era questo il discorso, il meccanismo era proprio una cosa fatta programmata. Ci siamo difesi quel che abbiamo potuto. Circondati da oltre una decina di persone, picchiati fino al ricovero all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Se la sono vista brutta gli organizzatori dell'antica sagra di San Marco e San Pietro di Trivignano. 120 anni di tradizione e almeno a memoria d'uomo nessun precedente di un'aggressione di questa portata. Il 1° maggio, ultimo giorno di festeggiamenti, arriva per pranzo una comitiva che farebbe parte di una comunità nomade residente nelle vicinanze. Il gruppo prolunga la presenza fino a pomeriggio inoltrato, crescendo di numero e con abbondante consumo di alcolici e dopo un po' pretendendo di mangiare e bere gratis. Noi eravamo in 4 di una certa età. Certo, devo dire anche che quando si è visto questo e la gente che c'era qui dentro, che ci conoscono tutti bene, ce ne sono, fortunatamente ci sono assalti dal tavolo e ci hanno dato anche una mano. Allora si sono un po' fermati perché si sono trovati davanti una ventina di persone che di noi e sono scappati dopo per la tenda, sono fuggiti via, ma la polizia è arrivata poco dopo. La zona è abbondantemente videosorvegliata e quanto registrato dalle telecamere a disposizione degli inquirenti. Resta intanto l'amarezza di un avvenimento che ha sconvolto una comunità che mai avrebbe immaginato fatti del genere in questa pacifica zona del comune di Venezia ai confini con Martellago. Abbiamo passato la nostra ultima serata di sagra la notte al pronto soccorso. Diciamo che scoriazioni, a me una spalla, uno un occhio, uno la fronte, sono stati questi insomma i colpi, qualche pugno l'abbiamo preso, qualche l'abbiamo dato, ma non si dovrebbe mai arrivare a queste condizioni. E piena solidarietà agli organizzatori dell'antica sagra di Trivignano è stata espressa dal comune di Venezia. Le indagini sono in corso per rintracciare i responsabili. Noi siamo subito corsi in loco, c'era anche il signor sindaco ieri sera e sappiamo che le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare chi ha voluto rovinare le feste della comunità.
Il giorno dopo l'aggressione con pestaggio che ha mandato all'ospedale 4 organizzatori dell'antica sagra di San Marco e San Pietro di Trivignano, lo sconcerto e l'indignazione sono i sentimenti che prevalgono anche nell'amministrazione comunale di Venezia. Paola Mara, assessore alla promozione del territorio, era presente poche ore prima che si verificasse l'aggressione. Io sono passata l'altro giorno a mezzogiorno e sono stata lì a mangiare, mi sono fermata con Claudio Lazzaro che è il presidente ed era estremamente soddisfatto di come erano andate le cose. A questo riguardo porto tutto il sostegno dell'amministrazione ai volontari perché sono stati loro a tenere in piedi questa sagra per l'episodio di ieri che è stato un episodio veramente spiacevole. La fiducia nelle indagini che si stanno occupando di rintracciare il gruppo di assalitori serve appena a mitigare l'irritazione e lo sdegno che assieme all'incredulità per un fatto finora senza precedenti accomuna l'intera comunità. Come fa rabbia a loro, fa rabbia anche a me, che sono 7 anni che cerco di sostenerle e cerco di dare tutta la vicinanza di questa amministrazione. È chiaro che noi confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine perché chi ha rovinato questa festa si assuma tutte quelle che sono le sue responsabilità dal punto di vista giuridico. Voltiamo pagina. 1 anno dall'omicidio avvenuto in una struttura protetta di Marostica. Il Tribunale di Vicenza ha assolto per vizio totale di mente la 55enne di Noale accusata di aver ucciso a coltellate la coinquilina. La paura della compagna Maria Cristina Cavedon e da qui la decisione di colpirla con un coltello da cucina che l'aveva raggiunta con 4 fendenti al collo e al petto che non le hanno lasciato scampo. Aveva confessato l'omicidio avvenuto in un appartamento protetto di Marostica il 24 aprile dello scorso anno. Lisa Paiaro Bernato, 55 anni, originaria di Noale e invalida, che per questo delitto è stata assolta dal GUP del Tribunale di Vicenza Matteo Mantovani, che ha ravvisato nella donna il vizio totale di mente e stabilito un ricovero in una struttura protetta per 1 anno. La 55enne già nel 2004 aveva investito e ucciso un ciclista di 77 anni a Tiene. Anche in quell'occasione, considerata incapace di intendere e di volere, non era stata condannata. Nei pressi di Meolo questa mattina il gesto estremo di un ragazzo di appena 18 anni che si è gettato sui binari. Aveva solamente 18 anni il ragazzo che questa mattina, poco dopo le 7, si è gettato sotto il treno tra le stazioni di Quarto d'Altino e San Donà di Piave. Il giovanissimo, che aveva vissuto a lungo a Roncade nel Trevigiano, abitava ora in un comune limitrofo. Immediato l'allarme ai soccorritori che per il ragazzo non hanno potuto fare nulla. Agli agenti della Polfer sono spettati i rilievi del caso e l'identificazione del corpo. La notizia è presto circolata e la sindaca di Roncade, Pieranna Zottarelli, ha espresso grande dolore e tristezza per questa perdita. Quanto alla circolazione dei treni, è stata sospesa sulla linea Venezia-Trieste per circa 3 ore. Solo verso le 10:30, infatti, il transito è ritornato regolare. Rallentamenti di oltre 3 ore per il convoglio dell'alta velocità direttamente coinvolto nell'incidente. Di poco meno per altri 11 treni, 3 dell'alta velocità e 8 regionali, 4 infine le corse cancellate. Un cittadino algerino senza fissa dimora è stato arrestato dai carabinieri mentre girovagava per Noventa, è risultato destinatario di 2 ordini di carcerazione. Dai controlli dei carabinieri di San Donà di Piave è emerso che oltre a vari precedenti penali e di polizia, su di lui pendevano 2 distinti ordini di carcerazione. E così per un algerino senza fissa dimora, fermato a Noventa di Piave, mentre girovagava a piedi privo di documenti di identità lungo via Guaiane, si sono aperte le porte del carcere Santa Maria Maggiore di Venezia. I 2 ordini di carcerazione, emersi dopo che l'uomo era stato accompagnato in caserma per l'identificazione, sono stati emessi entrambi dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Venezia. Il primo nell'aprile del 22, a seguito di una condanna definitiva a 8 mesi di reclusione per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, commesso a Mestre il 6 gennaio 2019, ed il secondo del marzo 2023, della durata di 7 mesi e 28 giorni di reclusione per il delitto di trasgressione all'espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato, commesso sempre a Mestre il 30 aprile del 2021.
La politica ora ha approvato a maggioranza in Consiglio regionale una mozione presentata dalla capogruppo dei 5 Stelle Erika Baldin per garantire il trattamento di fine vita. La mozione impegna la Giunta regionale a garantire a chi avanza la richiesta di fine vita un percorso rapido e libero da condizionamenti esterni e a promuovere presso tutte le istituzioni il principio per cui il ruolo della politica è quello di garantire la libertà di scelta astenendosi da qualunque intervento che condizioni appunto la libera scelta delle persone. E ancora polemiche sulle celebrazioni del 25 aprile in Veneto. La risposta a un'interrogazione sulla posizione della Regione riguardo il mancato patrocinio del Comune di Marcona alla proiezione del film Roma città aperta. La Giunta regionale del Veneto se ne lava le mani dell'antifascismo. È durissimo il commento della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Erika Baldin dopo la risposta ad un'interrogazione presentata a Palazzo Ferrofini nei giorni della polemica per il negato patrocinio da parte del Comune di Marcon alla proiezione del film Roma città aperta chiesta dall'ANPI in occasione del 25 aprile. Io ho chiesto naturalmente alla Giunta regionale di prendere posizione circa il merito della questione, ovvero se l'antifascismo è considerato un valore portante di questa regione in linea con la nostra Costituzione e la nostra Repubblica democratica. La Giunta ha preferito ancora una volta non pronunciarsi sul merito, dando una risposta del tutto burocratica, dicendo che è compito dell'amministrazione comunale rilasciare il patrocinio, quindi non entrando nel merito della questione che io avevo posto. Era scontato che la Giunta regionale non avesse alcun potere di intervento nei confronti del comune coinvolto, sostiene Baldin, ma poteva comunque prendere posizione riguardo i valori fondamentali della democrazia che hanno ispirato la nostra Costituzione. Baldin cita poi anche gli attriti che in occasione del 25 aprile ci sarebbero stati tra l'amministrazione di Chioggia e il comitato ANPI, con la presunta diffida alla banda musicale cittadina di suonare Bella Ciao. Diffida poi smentita dal sindaco e dal presidente della banda. Bella Ciao era stata comunque intonata in coro dai partecipanti alla manifestazione. Dispiace ancora una volta constatare che su temi come questi non ci sono ancora delle divisioni a cui appunto nessuno all'interno di questo Consiglio regionale riesce a trovare una indicazione chiara, e credo sia una questione molto grave, perché l'antifascismo, i valori della resistenza e il diniego a tutte quelle forme di dittature del passato dovrebbe essere un valore assolutamente condiviso. Sulla vicenda Superjet International di Tessera la politica faccia uno sforzo affinché intervenga con il Comitato di Sicurezza Finanziaria per approvare il passaggio a un fondo arabo. È l'appello lanciato da Alberto Gomiero di Film CISL Venezia. Il 21 aprile è stato l'ultimo giorno di cassa integrazione per i 120 lavoratori di Superjet. In un incontro in Confindustria è emersa la volontà degli arabi di mettere subito i 13 milioni di euro necessari per affrontare i successivi 12 mesi, e questo permetterebbe di poter assumere una cinquantina di dipendenti qualificati necessari a ripartire. Ci fermiamo adesso per pochi secondi, rimanete con noi, torneremo tra poco con altra cronaca. Ben ritrovati, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Allora parliamo proprio del Comune di Venezia, che ha avviato una campagna informativa sul contenimento della proliferazione delle zanzare con la conseguente distribuzione degli antilarvali. In attesa di giornate più calde per non farsi cogliere impreparati, il Comune di Venezia insieme a Veritas ha avviato la campagna sul contenimento della proliferazione di zanzare nel territorio, per evitare che possano verificarsi casi di West Nile come lo scorso anno. Daremo notizia appunto di tutto quello che verrà fatto come disinfestazione da parte dell'amministrazione assieme a Veritas, dove lavoreremo sugli spazi pubblici, quindi che siano parchi, giardini, caditoie, strade. Però quello che noi chiediamo oggi è una grande partecipazione anche della cittadinanza, perché tenere i sottovasi puliti e asciutti, mettere delle pastiglie antilarvali all'interno dei pozzetti, all'interno dei perimetri delle case interne, serve la collaborazione anche dei cittadini. Sarà distribuito alla popolazione un opuscolo esplicativo e nel sito del Comune ci sarà un video, oltre alla distribuzione gratuita degli antilarvali. Abbiamo rafforzato dal punto di vista comunicativo anche la predisposizione di 11.000 blistex che contengono 8 pastiglie che saranno distribuiti nei centri di raccolta di Veritas a disposizione della cittadinanza, quindi mettere periodicamente all'interno delle caditoie dopo che le piogge sono finite, in modo tale che si crei una situazione come fosse una pellicola all'interno del tombino che la larva non riesce a svilupparsi.
Alcune zone saranno più monitorate di altre, anche grazie alla collaborazione con l'ULSS. L'ULSS è sempre stata parte attiva nella gestione del controllo del territorio, dove ci sono stati dei casi, loro ci hanno segnalato dove intervenire in modo più preciso e puntuale in prossimità delle abitazioni di queste persone che ne sono state colpite, quindi è un lavoro sinergico che facciamo assieme alla nostra municipalizzata Veritas, ma soprattutto dal punto di vista sanitario con l'ASL 3. Ultima immersione della stagione a Venezia per i gondolieri sub, che anche questa volta hanno recuperato un'enorme quantità di oggetti. Puntuali alle 8 i gondolieri sub si sono immersi nelle acque di Rio San Marcuola, Rio della Misericordia e Rio San Girolamo per recuperare i rifiuti abbandonati sul fondale dei canali, per l'ultima immersione della stagione che ha portato a un recupero totale di circa 1200 kg. Quando andiamo in acqua non è così facile perché non si vede veramente niente, hai giornate che passi da 1 metro di visibilità ai 10 centimetri. Questo dipende tanto dal movimento dell'acqua e della corrente. Sotto possiamo trovare i copertoni, tutti oggetti che vengono mollati in acqua negli anni dai veneziani, da turisti, da chiunque. Per andare sotto utilizziamo mute stagne della Viking, che sono completamente protettive perché non entra neanche un filo di acqua e soprattutto ci protegge da tutte le robe inquinanti che vengono su quando movimentiamo il fondo. Perché principalmente l'acqua non è tanto sporca, bensì è sporco il fondo con tutto quello che si è depositato negli anni. Insieme a molti copertoni utilizzati come parabordi per le imbarcazioni sono stati recuperati 3 monopattino, un termosifone, un accumulatore elettrico, un'inferiata, un condizionatore, una caldaia, 2 ombrelloni e la colonna di un lavandino. Il recupero dei rifiuti ha visto il coinvolgimento di una squadra composta da 10 operatori, oltre a 4 sommozzatori che si sono alternati nelle immersioni. Abbiamo una centralina che praticamente, grazie all'anello di congiunzione che è l'ombelicale, consente di parlare con l'operatore che si trova sott'acqua e anche di fornirgli l'aria. In questi anni i sommozzatori dell'associazione hanno operato in 19 aree di intervento per un totale di 175 ore di immersione e 13.000 kg di rifiuti recuperati. È tutto, grazie per essere stati con noi. Adesso, come sempre, l'edizione di Treviso. Prima però le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo sul nostro territorio, la pressione atmosferica torna ad aumentare. Il dettaglio di mercoledì 3 maggio. Sul Veneto la grafica ci mostra un contesto asciutto e stabile, tanto sole ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature in ripresa, minime tra 8 e 11 gradi, massime tra i 20 e i 23 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso non mancherà un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà limpido o velato. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, massime sui 21-23 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Il cielo sarà limpido con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 23-24 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia.